Nel comune di Comeglians, sulla strada che unisce Povolaro a Maranzanis, è situata l'antica chiesa di San Floriano, che domina la Taviela, ampia distesa di prati e campi. Un tempo, le due borgate, assieme alla località di Tavosk, costituivano un comune autonomo, come risulta da alcuni documenti storici. La chiesa campestre, di origine medievale, era chiamata San Florian dai Plans, facendo riferimento ai grandi piani che si presentano ancora oggi ai nostri occhi. Un tempo, e per alcuni ancora oggi, la Taviela era punto d'incontro e fonte di vita. Qui ogni famiglia, già in epoca patriarchina, aveva i suoi campi, l'orto, i prati. Vi si coltivavano soprattutto cereali minori, quali il sorgo, il miglio, la formentella, la segale ed anche i fagioli. C'era inoltre qualche campo seminato a canapa e lino per i filati ad uso familiare e per il corredo nuziale. Nel primo Seicento viene introdotto il mais, il famoso sorc di Povolar, che era ed è ancora per i pochi appassionati vanto del paese. Verso la fine del Settecento si passò anche alla coltivazione della patata, importata dai paesi tedeschi, da cui il nome Cartufola. Ogni focolare aveva un tempo la sua stalla, con diversi capi di bestiame. Infatti, a darne testimonianza, troviamo accanto alla chiesa l'ex latteria sociale, oggi sede dell'albergo diffuso. A Povolaro e Maranzanis, intorno al 1600, le anime erano 237 e le bestie grosse 218, mentre oggi le anime sono 128 e le bestie solo 5. Per la loro benedizione, prima della stagione del pascolo, il curato di allora, pre Leonardo Mirai, pretendeva pesenali duoi formento, che val lire 8 et più, et un formaggetto per fuoco. Quando si avvicina il tempo delle semine, con cura scrupolosa, mani esperte preparano e selezionano le sementi a garanzia di un raccolto rigoglioso ed abbondante. Si tagliano le patate da seme. Uno ad uno, con sapienza, si separano i fagioli migliori. Con cura si scelgono i chicchi delle panocchie più sane, sgranandoli con l'apposito attrezzo, separando quelli della parte centrale da quelli delle due estremità. È tradizione che il sorc e le patate siano già stati seminati per il giorno di San Floriano. Mentre i fagioli vengono messi nella terra più tardi, per il 6 maggio, giorno di Santa Giuditta. Il 4 maggio si ripete puntualmente e con devozione il tradizionale voto a San Floriano. Le comunità di Povolaro e Maranzanis
a cui nel 1602 il patriarca di Aquileia donò una reliquia del santo, accolgono con gioia e spontaneità le comunità vicine che da secoli arrivano per invocarne la protezione contro gli incendi, le alluvioni e per la protezione delle semine e del bestiame. L'appuntamento al giorno d'oggi è alla Crist di Maranzanas, da dove in processione, con le croci delle singole chiese, si raggiunge quella di San Floriano per la celebrazione. Dal tristi impedatam piesta, liberanos Domine, dal fuoco e da ogni forma di disgrazia ed inondazione, liberanos Domine, da mancanza di fede, liberanos Domine, da morte eterna, liberanos Domine, perché tu ti indegna, Signor, di ascoltarnos, te rogamus, perché tu ti indegna, Signor, di esaudirnos, te rogamus, la benedizione di Dio Onnipotente ha venido su nestes pratos, su nestes campos, estais, las nestas casas, se reduz su las nestas famílias, la nostra int, e che non resti per sempre. Amen. Santa Maria, prea per Nei libri dei Camerari si legge che c'era un accordo tra esso, reverendo Monsignor Pre Leonardo Mirai, nostro curato, et noi, che è tenuto et obbligato di venire il giorno della sacra di San Floriano a celebrare i divini uffici in ditta chiesa, et noi, all'incontro, siamo tenuti di dargli soldi 24 per messa in tal giorno et non più, oltre a un pan per fuoco et un pezzo di formaggio, over 2 ovi. Nel 2004 è stato festeggiato solennemente il 1700° anniversario del martirio di San Floriano, avvenuto il 4 maggio del 304 a Lorch, in Alta Austria, ed insieme il ritorno e l'inaugurazione del restaurato altare ligneo dedicato al santo. Il prezioso altare, risalente al XVI secolo, opera dell'intagliatore di Brunico Michael Part, mancava dal suo sito originario da circa un decennio. L'ancona, di modeste dimensioni, ha la forma tipica dei Flügelaltar partiani, con scrigno trilobato su una predella più piccola, adesso collegata mediante mensole laterali. Nello scrigno è raffigurata al centro la Madonna con il Bambino. Ai lati i Santi Cavalieri Floriano, titolare della chiesa, e Giorgio, titolare della parrocchiale di Comeglians, da cui Povolaro dipende. Sulle facciate festive dei battenti sono raffigurati i Santi Antonio Abate e Rocco. Le sculture dello scrigno della predella sono andate perdute, ma sulle facciate esterne delle portelle è scolpita, a basso rilievo, una bellissima annunciazione ancora ben conservata. Sulle facce feriali si vedono le sante Maria Maddalena e Barbara. Ai lati, sulle 2 piccole Standflügel, San Pietro e Paolo. Sul retro troviamo la data 1541 e la firma dell'autore Michael Part zu Brauneggen. I documenti storici indicano inoltre che quasi tutte le parrocchie per cui Part lavorava in Carnia e Cadore erano rette da giuspatronati popolari. Questo significa che sono le fabbricerie,
composte a turnazione dagli uomini delle singole comunità, a scegliere e pagare l'artista. Nella visita pastorale del 1602, il vicario del patriarca Francesco Barbaro, Monsignor Agostino Bruno, scrisse che questi altari sono pulcri, dimostrando come in piena Controriforma queste opere fossero vicine non solo al gusto dei valigiani, ma anche al clero più colto. L'ancona della chiesa di San Floriano di Povolaro nacque verosimilmente da un contratto molto povero. Vi appare infatti pochissima foglia d'oro e molte tecniche decorative complesse come il press gravure o il press brocat sono sostituite da altre più semplici e corrive. I fedeli di Gorto si sono uniti con canti e preghiere alle comunità di Comeglians nella liturgia in onore del santo. A conclusione della liturgia, tutti i fedeli si accostano all'altare per il tradizionale bacio della reliquia di San Floriano. Fino ai nostri anni 60 si snodava sulla strada che dalla chiesa porta a Povolaro anche il tradizionale mercato di San Floriano, momento di scambi e di aggregazione. Oggi, dopo la cerimonia religiosa, le donne di Povolaro e Maranzanis, in segno di accoglienza ed ospitalità, preparano, con gioia ed orgoglio, un momento di convivialità all'aperto. Com casas atrás de lenha, plus fogo que bem. Não eram pompiers, seguração não eram. Da allora, pompier, seguração, nominaram San Florian de Studon. E la festa San Florian, con un po' di mimman, si chiede pitturata sarà ogni portone. Non solo di Studon,
ma grandon tra i granchi testimonis divins. San Florian no volindian, in commercio di battons tra frutins, o di nemai travacchiars e becchiars. L'anti agnorums, sotto il podin di Florian, t'inclaudi una tabella cenciadan, la carne canti incendi. San Florian no volindian. L'anti agnorums, il Papa l'ha decidut che San Florian non è mai esistut. C'è molto trimie, che intant l'ha servut. Nel 2004 la comunità di Comeglians, assieme alle comunità limitrofe, ha voluto dimostrare la sua devozione al santo, recandosi in pellegrinaggio all'abbazia di Sankt Florian, situata nelle vicinanze di Linz, capoluogo dell'Alta Austria, per visitare i luoghi del martirio. Secondo la leggenda, San Floriano fu martirizzato il 4 maggio 304 nella località di Lorch e gettato con una macina al collo nell'adiacente fiume Enns. Tale sentenza venne eseguita anche ad altri 40 seguaci di Cristo, perseguitati per la loro fede. In compagnia del decano, padre Johann, sono state visitate le parti più significative dell'abbazia. Al termine, il momento conviviale ha permesso uno scambio di notizie sulle due comunità e una promessa da parte di padre Johann: visitare la chiesa di San Florian dei Plans e allo stesso tempo imparare qualche parola in lingua friulana. Sulla strada che unisce paesi e gente, apriamo la porta all'incontro. Gettiamo ponti verso la comprensione, la disponibilità, l'arte, la cultura, la religiosità e la socialità. Fermiamoci e volgiamo lo sguardo al passato. Riflettiamo sull'oggi, rilanciando nel futuro l'autenticità di Paesani nel mondo.